Eccoci con Giancarlo Maggio, prima partita dove c'erano i 3 punti in palio, ce li siamo presi noi, dopo 10 minuti c'era già un 2-0 in cassa, insomma, e poi è arrivato il terzo e lì forse il Portogruaro anche per il gran caldo si è un po' disunito, ha un po' aspettato l'avversario. Che lettura dà questa partita? Io sapevo che avevamo un tempo per giocare il calcio che vogliamo giocare e penso che si sia visto nettamente. Siamo stati brillanti, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto 3 gol, potevamo farne anche un paio in più. Poi chiaramente quel gol sul finale del primo tempo ci ha fatto un po' rimanere lì, perché comunque poi la benzina era finita, oggi c'erano 35 gradi, un'afa incredibile. E quindi io ho chiesto anche ai ragazzi di fare una partita anche di compattezza, di sofferenza, perché nel calcio c'è anche questo valore importante, se non ce l'hai non arrivi lontano. Quindi io sono contento anche di quel secondo tempo. Non è la mia idea, perché dobbiamo arrivare con la condizione a fare 70-80 minuti come il primo tempo, però questo al 26 agosto è normalissimo. Bene, abbiamo vinto la prima del trofeo promozione Regione Veneto, la seconda abbiamo il Porto Mansuè domenica prossima, giocheremo senza Alessandro Dei Rossi. Quell'espulsione lì un po' ingenua, ma insomma ci può anche stare con questa giornata qua. Così infili il coltello nella piaga, perché sono molto arrabbiato, il ragazzo lo sa, perché è importante. Da tutto, è un ragazzo per noi importantissimo, peccato, ha macchiato questa partita, però ci sta, adesso recuperiamo un po' di ragazzi che oggi non c'erano. E uniti da martedì ricominciamo a lavorare per una partita difficilissima contro una squadra che sulla carta insomma, è tra le favorite del campionato. Allora, l'ultima battuta sulla rosa, sulle condizioni, perché ho visto che ci sono stati diversi cambi. Siamo in condizioni normali dato il momento della stagione? C'è qualche infortunato che si sta aspettando o qualcuno reduce da infortunio? Sì, sono comunque tutte situazioni assolutamente gestibili, sono affaticamenti, quindi non c'è nessun infortunio che ci preoccupa assolutamente. Abbiamo recuperato Mazzarella, stiamo recuperando De Cecco, Dodo rientra, non ci sono problemi, anche Cervesato un attimo affaticato, quindi speriamo da martedì di essere tutti presenti e di continuare a preparare il campionato. Grazie mister. Grazie a voi.